Claudio Sinigaglia, siamo davanti ad un punto vendita Bill che ha annunciato l'apertura anche nel giorno di Pasqua. Il Partito Democratico si sta impegnando per lanciare questo messaggio di sensibilizzazione anche al consumatore al carrello vuoto. Sì, chiediamo che appunto la popolazione non vada ad acquistare il giorno di Pasqua, però chiediamo anche che la Regione si impegni con un referendum in modo tale che ci sia la regolamentazione regionale delle aperture domenicali, e questo lo chiediamo con viva forza, venga superato appunto il decreto Monti che consente questa liberalizzazione indiscriminata. L'altro tassello è legato anche a questa concorrenza sleale nei confronti dei negozi del vicinato. Certo, qui c'è il grande commercio che sta mettendo in ginocchio il piccolo negozio, il negozio di vicinato, con la conseguenza che desertifichiamo alcune zone della città, le zone del centro ma anche le zone della periferia. Creiamo dei danni alle tanti cittadini, soprattutto a quelli anziani che non hanno più appunto il negozio di prossimità, il negozio di vicinato, con problemi chiaramente anche legati poi alla sicurezza. Quindi l'appello è a prendere veramente in considerazione questa questione che si sta aprendo a Padova ma sta toccando anche altre piazze del Veneto. Certo, è un riequilibrio che bisogna portare avanti sia a livello regionale che a livello di paese, cioè è evidente che queste aperture indiscriminate non hanno portato nessun vantaggio né per i consumatori né tantomeno per i lavori e soprattutto per la struttura della nostra comunità, della nostra identità, del territorio, ha portato invece a grossi problemi anche di sicurezza.